c'è questo clima di festa, di liberi tutti, ce la faremo, non c'è più, ce l'abbiamo già fatta e roba del genere. Noi siamo preoccupati perché il rischio di reinfezione è alto. Esordisce con la preoccupazione per possibili nuovi focolai il governatore Zaia dopo le molte segnalazioni di assembramenti e movida davanti ai locali appena riaperti. Nuove infezioni porterebbero a tornare indietro con nuove chiusure e tutte le conseguenze economiche e sanitarie, sottolinea il presidente del Veneto, appellandosi ai concittadini. C'è poi la preoccupazione per gli scenari sul turismo in vista di una riapertura delle frontiere. Noi speriamo che nel rispetto delle regole sanitarie e nella massima tutela della salute dei cittadini si vada verso un Schengen sanitario, nel senso che si vada verso un Schengen sanitario, il che significa che se è sostenibile non ci siano più limiti, ad esempio rispetto alle quarantene. Il vero tema non è tanto arrivare in Italia o dall'Italia andare in qualche paese, ma è quello di non doversi necessariamente mettere in quarantena. Un ruolo qui lo potrebbe avere ad esempio anche l'aspetto diagnostico dal paese di provenienza, non so, uno si fa il tampone, arriva e sappiamo che ha già avuto il tampone e quindi c'è stata una fase diagnostica. Fermo restando che stiamo parlando di una mole di turisti che è paurosa. Il Veneto sta intanto lavorando ad una campagna promozionale delle località della regione. Stiamo tentando anche di calibrare una campagna che sia, ripeto, portata avanti da dei testimonial a livello internazionale, e che sia anche aggressive, cioè che sia fuori, aggressive brutto termine, che non sia convenzionale, perché altrimenti andiamo a perderci nel mare magnum. Infine una stoccata al governo per l'esclusione delle zone rosse del Veneto, che oltre a Vo sono anche le province di Treviso, Padova e Venezia, dal decreto rilancio. Il decreto dice che per almeno 3 giorni deve essere stata zona rossa. Le zone rosse sono state revocate il 13 di aprile, 8 marzo, 13 aprile sono 30 giorni. Magia, sono sparite tutte le province interessate del Veneto e sono rimaste tutte le altre, quelle dell'Emilia Romagna e della Lombardia. Risultato che abbiamo dato incarico già oggi al professor Bertolissi e noi ricorriamo dappertutto questo decreto, vedrete, ve lo dimostrerò, verrà buttato nel cestino e deve essere iscritto.